La produzione lorda vendibile dell'agricoltura segna più 3,9%, ma le nostre aziende agricole sono in affanno e in molte rischiano di chiudere. È l'allarme lanciato dalla Confederazione Italiana Agricoltura di Padova, secondo la quale ai problemi legati ad una pressione burocratica definita insostenibile, all'alternarsi di piogge, grandinate e siccità e a costi di produzione alle stelle, bisogna sommare il divario tra il prezzo all'origine di ortofrutta, carne, latte e prodotti caseari e quello che si trova nella grande distribuzione. Secondo la CIA, ad esempio, le zucchine vengono pagate all'agricoltore 35 centesimi al chilo, ma finiscono sui banchi del supermercato anche a 2,20 euro. Peperoni e prodotti di stagione 70 centesimi sono venduti anche a 2 euro. I pomodori partono da 25 centesimi al chilo per arrivare a 1,5 euro. Stesso andamento per gli allevatori. A chi alleva vacche da latte e si dedica al formaggio, un litro di latte è pagato 37 centesimi, ma sugli scaffali dei negozi può raggiungere i 2 euro. Per quanto riguarda la carne, un taglio di carne bovina macellata viene pagato all'allevatore 3,95 euro al chilo e finisce nelle grandi catene distributive praticamente al doppio. Dal 2017 al 2016 il numero di imprese è diminuito in Veneto dell'1,5%. A Padova si contano 12.154 imprese iscritte alla Camera di Commercio, con un calo dell'1,4%. La dimostrazione, secondo il direttore di CIA Padova Maurizio Antonini, che se non si interviene in modo rapido e concreto il settore primario rischia di fare la fame e non garantire le produzioni necessarie.